Villanova è anche storia, meglio storie. Quella di Francesco Montis, storico barbiere in via San Domenico, che ha da poco ceduto l'attività dopo 59 anni di carriera di barbe e capelli tagliati ai villanovesi. Qual è oggi l'aria che tira qui nel rione? L'aria non bella, Perché? perché c'è gente che non è di Villanova, i villanovesi non ci sono più, ce ne sono pochissimi, cresciuti e nati qua, ormai ce ne sono andati, i vecchi non ci sono più, eccetera, capito? Diciamo che è diventato un quartiere multietnico. E ci sono molti gente di fuori, Bangladesh, questa gente qui, vari africani, e quindi non è più Villanova di una volta. Comunque sempre è bella Villanova, eh? E il rione secondo me è più bello di Capri. Lei in tanti anni di attività ne ha sentite a livello di storie tantissime. Ultimamente, nell'ultimo periodo della sua attività, quali sono le tematiche più gettonate con le quali chiacchiera lei con i suoi clienti? I Beh, problemi? problemi ce ne sono anche oggi, e anche ieri, e sempre. Quali gli ultimissimi? E molti disoccupati, gente che piange che non c'ha pane in casa, c'è molti poveri in questo rione. 15-20 anni fa si stava meglio. Poi cosa è successo? Poi è successo non lo so, questi governi, non lo so. Lei La comunque crisi. lascia un'attività storica sotto No, tutti i ho punti di lasciato vista. l'attività e sto aspettando che qualcuno, barbiere, si vede. Non c'è più nessuno, qualcuno del paese forse lo prenderà. Quindi i giovani non sono più Non vicini a questa adesso tipologia fanno di lavoro? 3 mesi di corso, e che cosa sanno fare? Il mestiere non ce n'è più. Capito? Il mestiere è vero come si impara? Si impara in bottega, da ragazzini, ci vogliono un paio d'anni a saper lavorare e così via. E poi c'è l'esperienza man mano che lavori. Villanova, lei la lascia lavorativamente parlando dopo quasi 60 anni di attività. Molte problematiche, quelle di sempre, il lavoro che non c'è su tutti. Ecco, lei da pensionato, finalmente a 80 anni, Ma io lì c'ho lo sport, c'ho il circoletto sportivo Villanova, quindi Sportivo di Villanova, e quindi ci sarò sempre in Villanova. che consiglio comunque si sente di dare alle istituzioni per Villanova? Cosa bisognerebbe fare secondo lei? Le istituzioni dovevano aiutare a quelli che hanno buona volontà di fare sport e queste cose, che noi non abbiamo né campo né campetto, non abbiamo niente. Ma in generale sugli abitanti di Villanova cosa dovrebbero fare a detta su alle istituzioni? Dove dovrebbero puntare? Cosa devi dire? Cosa devi dire? Con la povertà che c'è, quindi lo sanno loro. Villanova oggi è un rione diviso a metà in senso estetico, vale a dire una parte tutta nuova, quella di Via Sulis, quella che gravita attorno a Via Sulis, e poi un'altra parte comunque che è rimasta la Villanova di sempre. No, hanno imbellito, Via Sulis è stato imbellito benissimo, però è sempre Via Sulis, non è Via Garibaldi o altri posti, capito? Infatti è chiuso già il bar, c'è quel bel negozio della donna, quello mantiene perché è un bel negozio.